Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione e all'ascolto, ultima edizione del nostro infofriulitv.net. Apriamo subito con la cronaca. Avevamo già annunciato un flash d'agenzia poco dopo le 20 perché dobbiamo darvi l'aggiornamento del doppio incidente. Purtroppo ci sono 2 vittime accaduti in pochi minuti l'uno dall'altro dopo le 18 sulla 4 tra San Donà e Cessalto in direzione Trieste. Il bilancio, come detto, è di 2 morti nel tamponamento tra un mezzo pesante e un furgone e di un ferito nel secondo sinistro tra 2 mezzi pesanti. Le vittime sono 2 quarantenni, uno di nazionalità straniera, l'altro residente a Talmassons. Entrambi viaggiavano a bordo del furgone. Nel primo sinistro, 2 chilometri circa dopo il casello di San Donà in direzione Trieste, i vigili del fuoco sono arrivati da San Donà e Mestre e Motta di Livenza. Hanno messo in sicurezza i mezzi utilizzando cesoie di varicatori e martinetti idraulici. Hanno estratto le 2 persone rimaste incastrate, nonostante i soccorsi e i sanitari del SUEM hanno dovuto dichiarare la morte delle 2 persone all'interno. Il secondo incidente, mezz'ora dopo, al chilometro 428 più 900 tra 2 mezzi pesanti. In questo caso i vigili del fuoco hanno estratto un autista rimasto incastrato al posto di guida. L'uomo è stato stabilizzato dal personale del SUEM e trasferito in ospedale a Mestre. Su entrambi gli incidenti il personale ausiliario dell'autostrada e la Polstrada, oltre ai vigili del fuoco. Cambiamo argomento per parlare di cose importanti per quanto riguarda le vaccinazioni in Friuli Venezia Giulia. Da domani i conviventi e i caregiver delle persone estremamente vulnerabili potranno accedere alla vaccinazione presentando un'autocertificazione. Abbiamo introdotto questa semplificazione per agevolare il più possibile le procedure di somministrazione del siero ad una categoria che svolge un ruolo importante nel tessuto sociale della nostra comunità. Lo ha comunicato il vice governatore con delega alla salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi. Come ha spiegato lo stesso Riccardi, al momento della prenotazione tramite CUP, farmacia o call center basterà dichiarare la propria condizione di convivente o caregiver di una persona estremamente vulnerabile. L'autocertificazione andrà poi presentata al momento della vaccinazione. Restiamo in tema sanitario, però ci trasferiamo a San Daniele per la precisione in questo caso, per dire che in occasione della settimana dedicata alla salute della donna, 19 e 25 aprile, l'ospedale di San Daniele organizza visite, controlli e consult ginecologi gratuiti nella mattinata di sabato 24 dalle 8:30 alle 12:30. Per la prenotazione è necessario telefonare alla segreteria dell'ambulatorio ostetrico ginecologico al numero 0432 949325 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 12. Un appuntamento per sottolineare l'importanza della prevenzione primaria, della diagnosi precoce, dell'aderenza terapeutica e facilitare l'accessibilità ai servizi, ancor più a fronte del protrarsi dell'emergenza sanitaria. Il presidio ospedaliero di San Daniele Tolmezzo è stato premiato da Onda, l'Osservatorio Nazionale della Salute della Donna, con 2 bollini rosa per il biennio 2020-21 come riconoscimento per le strutture particolarmente attente alla salute femminile. E adesso ci trasferiamo nel Friuli occidentale, per la precisione, per dire che con il trasferimento dalla località ai margini, Pordenone è ora diventata una città centrale e fondamentale per lo sviluppo dell'intera regione.
Lo ha detto oggi il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, al termine dell'incontro svoltosi in sala consigliare tra il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani e una rappresentanza della giunta comunale. Il vertice è servito per illustrare al capo dell'esecutivo regionale alcuni dei temi principali sui quali è impegnata l'amministrazione della destra Tagliamento. E adesso vi mostriamo delle belle immagini che ci sono giunte in redazione perché il lavoro, come si dice, continua e prosegue nel suo modo di fare. Un attimo di pazienza perché stanno partendo adesso le immagini, li facciamo ripartire, è un problema tecnico. Il bello della diretta è anche questo, per dire con il trasferimento dello scafo della nave da Trieste a Genova per l'allestimento finale procedono i lavori di realizzazione della Seabourn Venture, prima nave Expedition firmata da Mariotti dell'operatore crocieristico ultralusso Seabourn. Lo scafo riporta una nota di Mariotti che è stato costruito fino al Ponte 9 attraverso una delicata manovra, è stato spostato sulla superchiatta Arca Lupa di Cimolai il 20 marzo e successivamente reso galleggiante a Trieste per iniziare il viaggio di 1200 miglia nautiche verso Genova ieri pomeriggio. La nave è stata costruita nei cantieri CIMAR a San Giorgio di Nogaro, infrastruttura di Mariotti e Cimolai, è già dotata di motori, generatori e principali equipaggiamenti della sala macchine. La stagione inaugurale inizierà in Norvegia nell'inverno 2022. La nave, gemella ancora da nominare, attualmente in costruzione nei cantieri navali di San Giorgio di Nogaro è attesa alla consegna alla fine del 2022. Entrambe le navi, conclude la nota, saranno progettate e costruite per ambienti diversi secondo gli standard PC6 Polar Class e includeranno hardware e tecnologie moderne che amplieranno senza confini le loro rotte globali. Ognuna porterà 2 sottomarini costruiti su misura, il 24 Zodiac, il Kayak e un team di esperti di spedizioni. E con questa notizia chiudiamo qui la nostra pagina odierna dell'informazione su infofriulitv.net. Come sempre, se ci saranno novità, notizie, aggiornamenti, lo faremo attraverso il nostro sito e attraverso i nostri social, altrimenti vi diamo appuntamento a domani intorno alle 11 per la prima edizione di Linea Diretta e vi anticipiamo che saremo sul confine di Vencò per una edizione molto particolare. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e buonanotte a tutti. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.